I popoli vivono situazioni, convinzioni che attingono a fedi religiose e anche no, perché ci sono tante persone che si riconoscono dentro una laicità che non ha ispirazioni religiose. Personalmente penso che le ispirazioni religiose e i testi religiosi siano sempre ambivalenti, o vengono percepiti come messaggi che, pur riferendosi anche alla storia di quel popolo, però hanno anche una dimensione di universalità, o rischiano di legittimare situazioni e posizioni che sono piuttosto chiuse, che possono rischiare nazionalismi o populismi. Non credo che esista la neutralità, è una finzione. Personalmente mi sento un uomo e un prete schierato, però questo non mi preclude, anzi mi suggerisce di cercare di capire e prima ancora di ascoltare anche le ragioni di chi la pensa diversamente, e questo mi aiuta ad approfondire maggiormente anche le ragioni del mio schieramento. Di solito io faccio una distinzione fra fede e religione, perché la fede la intendo come quella dimensione così profonda, coinvolgente, l'essere profondo che poi diventa anche orientamento, sensibilità di vita, fonte delle proprie decisioni. E la religione la intendo come l'espressione esteriore della fede nell'organizzazione delle verità della fede, dei simboli, dei riti, delle ritualità e delle istituzioni. Secondo me la fede può ispirare anche l'azione politica, ma mai confondersi, identificarsi con essa, perché questo diventa sempre molto pericoloso, fonte di integralismi, di fondamentalismi, ecco, di una legittimazione religiosa dei comportamenti politici. La fede deve essere sempre molto profonda, e se la fede è molto profonda, la religione può essere leggera. L'essenziale